Posso dire che c'è stato un calo del numero degli accessi delle donne che hanno richiesto il nostro aiuto perché vittime di violenza. Questo è dovuto al fatto che è stata data indicazione a tutte le persone di non accedere al pronto soccorso se non in casi estremi o se mancava il fiato, insomma avessero la febbre e quant'altro, quindi i sintomi del sospetto Covid-19. Le donne poi, se sono conviventi con un maltrattante, hanno ancora meno libertà di movimento, perché sono controllate negli spostamenti, sono controllate nelle telefonate, sono controllate in qualsiasi cosa loro decidano di fare. Quindi abbiamo avuto un calo non solo a Montebelluna ma anche a Castelfranco, e il calo maggiore è stato proprio da marzo-aprile. Mi sono confrontata anche con i centri antiviolenza, i quali mi hanno confermato che i nuovi accessi si sono ridotti, ma hanno continuato però a mantenere contatto telefonico con le donne che erano già in carico loro, perché è importante mantenere una continuità, altrimenti la donna, che già molto spesso per paura, per ritorsioni da parte del maltrattante, per ricatti che subisce da parte del maltrattante stesso, fa già fatica a mantenere un percorso corretto e lineare di uscita. In situazioni di questo tipo, in cui è costretta a convivere 24 ore su 24 magari con una persona che la umilia, che la maltratta, perché ricordiamoci che la violenza non è solo quella fisica, quella è la più facile da identificare e anche quella che la maggior parte delle donne spesso ha voglia di denunciare, perché magari lo schiaffo piuttosto che il braccio rotto, il naso rotto, insomma ti portano anche a chiedere aiuto. È quella subdola, la violenza psicologica, quella che annienta la volontà e la dignità della donna, che fanno fatica a riconoscere e quindi a denunciare. È la violenza economica che molte donne non denunciano perché sono abituate a non avere a disposizione denaro e quindi pensano che se il marito le mantiene va bene così, ma una cosa è condividere questa scelta, un'altra cosa è subirla. E poi c'è la violenza assistita, che è un'altra piaga terribile, perché i bambini minori soprattutto che convivono all'interno di una situazione di violenza, che è diverso dal conflitto ovviamente, subiscono a loro volta una violenza indiretta. Spesso sono anche loro stessi vittime di maltrattamenti, abusi, vengono picchiati, abusati anche sessualmente, ma la maggior parte delle volte sono bambini e bambine che assistono all'abuso e al maltrattamento nei confronti della loro figura di riferimento affettiva, che è la madre. E questo per loro sarà una cosa che determinerà una conseguenza a vita. I bambini che vivono una situazione di violenza all'interno di una famiglia hanno gli stessi sintomi da stress post-traumatico dei soldati che tornano dopo una guerra. Qui a Montebelluna siamo anche molto fortunati perché lo stesso centro o cooperativa che ha il centro antiviolenza che si occupa delle donne accoglie anche gli uomini che sono autori di violenza. A Montebelluna esiste a Padova, a Mestre, insomma ce ne abbiamo anche a Belluno, non sono molti, ma la Convenzione di Istanbul, che l'Italia ha ratificato nel 2013, dice che bisogna non solo accogliere le donne ma fare anche prevenzione, e la prevenzione è anche aiutare gli uomini che agiscono violenza a modificare un loro comportamento, perché ricordiamoci che la violenza è una scelta di chi l'agisce. Quando si parla di raptus, quando si parla di problemi così dell'ultimo minuto, sono bugie. Credo che i giornalisti hanno un ruolo fondamentale in tutto questo. Spesso la narrazione della violenza è veramente tossica ed è una rivittimizzazione della donna, perché parlare di amore violento è già si contraddice. L'amore non può essere violento, e chi arriva a uccidere una donna o a sfregiarla o a renderla inabile, magari perché la fa stare in una carrozzina piuttosto che la sfregia il volto con l'acido, non la ama e ha una volontà ben precisa di farlo, perché dietro a quell'atto, che è quello finale, la ciliegina sulla torta, c'è tutta una serie di maltrattamenti, vessazioni, umiliazioni. Non sempre, ripeto, la parte fisica è quella predominante, anzi è la parte quella più eclatante, ma magari arriva alla fine. Ecco, ci sono dei campanelli d'allarme che avvertono, guarda, entro... È molto semplice poi ottenere una risposta facendo una domanda diretta. La domanda diretta, ma va tutto bene a casa? Che è una domanda semplice. E la violenza di genere, i maltrattamenti in famiglia, che sono un reato penale, insomma, sono diventati un argomento che tutti noi medici, soprattutto dell'emergenza, del pronto soccorso, siamo tenuti a tenere in considerazione e a porre come diagnosi differenziale rispetto ad altre patologie.